Per il comune di Gadoni insignire il premio Fraccheras a Leonardo Marras significa manifestare in modo tangibile quel sentimento di gratitudine che le piccole comunità della nostra isola provano, insomma, nei confronti dell'ideatore di questo progetto Frimmos, che poi vedremo nel dettaglio che cos'è. L'impegno culturale di Leonardo Marras, da sempre manifestato nelle numerose attività organizzate anche attraverso le prestigiose cariche che ha ricoperto nel corso della sua lunga e brillante carriera, ha determinato la nascita appunto del progetto Frimmos, una ulteriore preziosa iniziativa tesa a difendere i piccoli centri della Sardegna dal pericolo di estinzione dovuto al costante fenomeno dello spopolamento. La sua instancabile attività a favore della musica e della cultura isolana prosegue con la presidenza della fondazione intitolata all'indimenticabile artista sarda Maria Carta, così con l'allestimento di innumerevoli lodevoli iniziative tese a valorizzare il patrimonio etnomusicale dell'isola. Leonardo Marras, infaticabile animatore culturale, in tutte le sue attività riesce a trasmettere la passione autentica per i preziosissimi beni culturali immateriali che la millenaria civiltà sarda consegna con orgoglio. Il sindaco Francesco Pettio la firma e adesso gliela consegnerà. Il simbolo della comunità di Gadoni. Ricevere un riconoscimento, peraltro inaspettato, per il lavoro fatto in questi anni, e non da solo ma con tante altre persone, ti riempie di gioia e ti dà la forza per andare avanti. Questo è un riconoscimento che mi arriva da una comunità piccola come quella di Gadoni, però è talmente grande questa comunità che è la testimonianza dei piccoli paesi che non vogliono assolutamente rinunciare ad esistere, ad essere presenti nella vita sociale e culturale della nostra terra. Il progetto Frimmos che abbiamo portato avanti in questi anni riceve questo premio non per me ma per tutte le persone che comunque hanno lavorato perché questo progetto diventi ormai una realtà del panorama isolano. Non vogliamo risolvere il problema dello spopolamento, siamo, l'ho sempre detto, animatori di dibattito e stiamo cercando di far comprendere che la nostra terra non può rinunciare a nessuna piccola comunità e quindi dobbiamo essere divulgatori e promotori di iniziative culturali che attraverso la musica possono mettere insieme la gente. Questo premio dà la forza a Frimmos di continuare nel 2020 in maniera ancora più spedita, più convinta e più consistente. Partiremo dal mondo della scuola, coinvolgeremo le scuole della Sardegna, porteremo in giro nelle piccole comunità gli studenti che racconteranno e vivranno queste comunità e comprenderanno qual è il valore alto che queste comunità hanno nel panorama sardo. Sono i giovani sui quali noi dobbiamo puntare, perché sono quei giovani che devono partire ma poi devono tornare per rafforzare e irrobustire quella che è la nostra terra.